Riprendiamo il collegamento, sono appena ultimati i 3 minuti di riscaldamento per la staffetta, dove vedremo per la Ferriera Castellino Loris e Martini Daniele. Invece per la Pontese Ziraldo Marco e Pegoraro Stefano. Partiti. Pegoraro tutti e due fermi al posto, stessa maniera. Ripete. 2 per la Ferriera. Fallita, 2. 3 per Pontese. Fallisce Marco. 3 Ferriera. 4 Pontese. 5 Pontese. 4. Fallisce ancora Marco. 5 per la Ferriera. 6 per la Ferriera. 7. Colpisce ancora 8. 7 Ferriera. 8 Ferriera. 10 9. per la Pontese. Fallisce ancora Marco. Martini. Fallisce ancora. 10 pari. Colpisce. Fallisce Martini. 12 per la Pontese. 13 per la Pontese. 11 Ferriera. Castellino. Fallisce. 12 Castellino. 13. Colpisce ancora Marco. 14. Ricolpisce. Si porta a 16. 15. 17. Martini a 16. 17 Martini. 19 per la Pontese. 20 per la Pontese. Sempre 17. 21 per la Pontese. 18 per la Ferriera. 19. Fallisce ancora Marco, molto falloso oggi. 23. 21 per la Ferriera. 25. Sbaglia ancora Martini. 26. 26 a 21. 22. 2 minuti e 20. Colpisce Castellino. 23. 24 Castellino. 25. 30 per la Pontese. 31. 26 per la Ferriera. 32. 28. 29 Ferriera. Sbaglia Martini. Sbaglia Pegoraro, forse la sua seconda boccia sbagliata. 30 per Passato la riga, quindi non buona. Ferriera. 30. 35. 1 minuto e 30 il termine. 36. 32 per la 37. Ferriera. 38. 33. 34. 39. 40. 41. 42 per la Pontese. 36 Ferriera. 43. 37. 38.
45, 39, 46 per la Pontese. 41 per la Ferriera. Molto fallosi oggi la Pontese. 42, 48. Sì, forse arrivano a 50. 5, 50. 42. 50-42 per la Pontese. Risultato parziale: 6-4 per la Ferriera, quando la staffetta è finita 50-42 per la Pontese. Sei a 4 il parziale. Mentre adesso si stanno allestendo i campi per le prove di precisione. Vedete gli addetti ai campi che preparano i tappeti. Qualcosa da mangiare? Il regista fa una panoramica sulle panchine. Il punteggio della corsa era abbastanza scontato, anche se 50 è un punteggio decisamente basso per la Pontese, buono per quanto riguarda la Ferriera, che ha reinserito in squadra Martini, in quanto Ferrero non ha più la sua disponibilità di essere presente tutti i sabati, fatta eccezione adesso per i campionati del mondo che staranno per iniziare, il campionato del mondo a coppie, Grattapaglia e Barbero in finale.
C'è la Francia. Non so se sono partiti. Torniamo in diretta, abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Zucca, il dirigente direttore sportivo di Chieri, presidente Gaschino. Prima domanda, abbiamo visto che forse non volete neanche iscrivervi alla Serie A per motivi forse economici, avevo capito da Gaschino, poi dopo avete dovuto imbastire una squadra in fretta e furia per cercare di tappare i buchi che non siamo riusciti a riempire in Serie A. Com'è andata un po' la faccenda? Ma intanto buongiorno a tutti gli appassionati, come si dice sempre di bocce e non solo. Ma io onestamente avevo fino all'ultimo la speranza di poter fare la Serie A, perché questa non era una presunzione mia, ma era una competizione, un campionato per il quale avevamo il diritto. Certo. E quindi ci tenevo particolarmente. I problemi insomma erano di natura economica, un campionato insomma che ha dei costi non indifferenti e insomma c'è stato qualche problemino dopo tanti anni, però insomma grazie all'interessamento, devo dire in primis del presidente, perché bisogna sempre mettere naturalmente lui in prima persona, siamo riusciti ad adempiere a questo diciamo, non è una mancanza, ma insomma ad adempiere a questo impegno. E ti dico con soddisfazione, perché comunque, forse perché in un anno dove non ci sono pressioni, dove insomma c'è un bel gruppo, stiamo facendo, devo dire, comunque bene. Sì, la seconda domanda questa. Quindi questo è una soddisfazione ancora, sì, perché ancora poi maggiore. Ho visto che avete incominciato innanzitutto bastando una squadra molto molto giovane, avete chiamato voi il migliore, poi c'è Pittarelli, c'è tuo figlio, Sì. poi adesso gli altri mi sfuggono perché combinazione ne ho sempre seguito le altre squadre. Certo. Però avete una squadra comunque giovane, che crediamo. Sì, è una squadra giovane dove non dimentichiamo che Grattapaglia, che è uno dei leader, perché anche la nostra squadra ha qualche leader, ha voluto comunque profondamente l'inserimento di qualche giovane, proprio perché insomma devono cominciare a fare esperienza. Noi teniamo presente che si era partiti con l'idea di partecipare a un campionato di Serie B e che forse, detto tra parentesi, non sarebbe stato forse neanche giusto mantenendo questa formazione. Ecco, questo è quello che volevo dire io precedentemente. E quindi vedendo già anche solo la classifica, siete primi a pari merito con Chieri. Sì, col BRB. Sì, abbi pazienza, dopo 2 o 3 ore di commenti dopo un po' si campano anche i dati. Ci mancherebbe. Con BRB e volevo dirvi che da subito avete vinto contro la Perosina, già lì è stata un'importantissima vittoria, perché la Perosina l'anno scorso ha ben fatto anche nella Final Four, ha perso mi pare la finale. La finale, certo. Quindi poi si è rinforzato comunque, perché secondo me l'innesto di Nari, che è un ottimo giocatore, e quest'anno invece la Perosina ma secondo me non tutti gli anni sono uguali. Non tutti gli anni sono uguali, soprattutto perché noi ne siamo proprio un pochino parte in causa nel dire questo, perché quando 2 anni fa insomma andava più o meno tutto male, adesso invece fino a questo momento è andato più o meno tutto bene. Quando si vincono 2 incontri 13-11 vuol dire che lo si gioca su una boccia di differenza alla fine dell'incontro, e questa boccia può girarti a favore oppure a sfavore. Fino ad ora diciamo che è sempre andato tutto bene, nonostante che noi, devo dire questo. Sì, però non vinci 4-5 partite solo per la fortuna. Sì, questo sicuramente. Io ho giocato a bocce tanti anni, come giocare adesso in campionato puoi vincere un incontro di fortuna, no? Cioè un incontro, poi ogni partita va comunque vinta. Sì, sicuramente, ma lì ci arrivavo perché comunque noi abbiamo 3 giocatori che in questo momento, 3 e mezzo, che stanno facendo veramente la differenza. Allora, noi abbiamo avuto fino ad ora Rescia, che ha avuto 24 punti a disposizione, ne ha fatti 20.
quindi ha sempre fatto 6 punti tutti i sabati a disposizione ha avuto, no? E quindi ne ha fatti 20, quindi è il numero in questo momento è quello che ha portato più punti in assoluto. Abbiamo Griva che ha avuto a disposizione 22 punti e ne ha fatti 18. Abbiamo Grattapaglia che ha avuto a disposizione 24 punti, ne ha fatto 20 anche lui. Abbiamo Bertini che ha avuto a disposizione, insomma, non nelle partite quadrate ma nell'individuale, ne ha fatti 6 su 8 e quindi questo è quello che ha fatto un pochino la differenza fino ad se ora. tutti riescono a giocare Certo, al top. certo, se io ho 3 giocatori in forma come lo sono adesso, io spero chiaramente che questa forma continui perché veniamo adesso da 2 impegni difficilissimi, verremo. Purtroppo sarà il corrente che Grattapaglia purtroppo ha perso nell'individuale. Certo, Mi pare che certo. Forse certo. è arrivato quinto, ma non ho seguito ieri. Sì, deve essere sera. arrivato quinto, sì. Ma mi dispiace un pochino Adesso perché sta facendo la partita coppia, la finale coppia. Devo dire che il nostro Gigi è in gran forma, è in un momento di gran forma e poi la carica che dà un mondiale senior. Stanno perdendo 5-2. Stanno perdendo 5-2. Io spero che abbiano la forza di rimontare perché. Scusate, c'ho proprio le traveggole oggi. Sì. 5-2 vincono. Ah, vincono 5-2, bene, questo ci rilassa un pochino. E niente, quindi Gigi in gran forma, quindi portasse a casa un'altra maglia, era impensabile che riuscisse anche nell'individuale, anche se io ci tenevo particolarmente, perché comunque sostenere un Tour de Force come ha sostenuto Grattapaglia nel mese di novembre, sì, i mondiali sono poi Argentina, sono impegni, il Borgone, i viaggi, il fuso, parti, arrivi, fai un incontro di campionato, vai a Marsiglia, difficile, sostenere un ritmo molto molto difficile, sempre ottimale, difficilissimo. Quindi. Intanto volevo aggiornare un attimino il punteggio Sì. del tiro tecnico, Certo. dove Jancic sta nettamente surclassando Adorno, finora su 3 bersagli da colpire tutti e 3 e sull'8-0. Questo era un incontro difficile, la dimostrazione che tutti i terreni sui campi sono difficili, specialmente in trasferta. E qui, a parte il fatto che abbiamo già visto la Pontese latitare un pochino nel turno iniziale, nonostante sia uno squadrone, perché secondo me la Pontese dopo la BRB Una delle squadre più ben messe. mi pare, se non ho contato male, che abbia 8 campioni del mondo in squadra a tutti gli effetti. Se non ho contato male, ho l'altra contato 8 volta campioni del che mondo. c'è stato praticamente un incontro tra Borgone e Pontese, Sì, è venuto Marco Ziraldo qui ai nostri microfoni, con Alberto guardavamo un po' il campo e dicevamo diciamo che la BRB è lo squadrone, ma sì, certo. guardando tutto non siete da meno, perché Assolutamente, quindi noi verremo il sabato prossimo, faremo visita alla Pontese, un incontro non dico proibitivo ma difficilissimo, poi avremo Ferriere in casa e poi il recupero con la BRB, quindi insomma speriamo di continuare a fare bene come stiamo facendo. Comunque viviamo la giornata, ripeto, quest'anno per noi non ci sono pressioni, abbiamo già fatto 4 grandi risultati, perché secondo me queste 4 vittorie sono 4 grandi risultati, frutto di armonia, insomma i giovani stanno comunque facendo bene. La dimostrazione è nel combinato per esempio di sabato scorso, dove De Regibus e Zucca, tra l'altro mio figlio, adesso hanno fatto un bel punteggio. 39, sì. adesso lo nomino come un giocatore che fa parte della Chiarese e non come figlio. papà, non come mio figlio. È stato veramente un bel punteggio. Sì, perché 40 è il massimo che hanno fatto Fino ad ora, quindi stanno facendo bene, si sono inseriti bene, insomma sono già abituati a certe competizioni, perché comunque loro giocano costantemente 2 o 3 volte a settimana con i più affermati campioni, quindi insomma sì, quello fa, si sono inseriti, devo dire comunque, perché l'importante era questo inserimento, da loro non ci si pretende assolutamente nulla. Sì, Inserimento graduale. Così. Forse è quello che gli avvantaggia, Sì, perché infatti. non avendo pressione facciamo quel che viene fuori. Sì. Poi la salvezza di sicuro a questo punto è straguadagnata. La salvezza a questo punto, certo, un pensierino se strada facendo, se Alla si continua a fare Final bene la Four, Final sì. Four si può fare senza, ripeto, stando coi piedi per terra. Comunque. Anche perché vediamo che la Pontese nei tradizionali tribola parecchio, perché ne abbiamo visto anche Certo. laggiù a Borgone. Certo, ha faticato. Ha faticato Certo, anche un po', certo. perché mi ricordo la partita a coppia scassa, lui poteva addirittura vincerla. È andata molto molto bene. Bene, certo, Da 2 o 3 certo. carambole sono riusciti a passare in vantaggio loro, poi hanno queste corse che È chiaro che vista la Pontese di oggi e visto la BRB, direi che la BRB è decisamente quel qualcosa in più, ma lo sappiamo tutti, non la scopriamo sicuramente ora, è la BRB. La dimostrazione che sono 2 anni consecutivi che comunque va a vincere da loro e c'è poco da fare, insomma, una squadra che.
Per quanto riguarda invece la formula che hanno studiato per quest'anno, Sì, sei d'accordo? Ti piace? Non ti piace? Vorresti un cambiamento? Innanzitutto, ecco, l'avete proposta voi questa formula? Cioè il combinato a coppie, l'avete richiesto ma voi? no, il Combinato Coppie non avevamo proposto di fare qualcosa, magari di qualche possibilità in più, magari agli sponsor con la partita a quadretti, insomma di fare qualche prova in più. È chiaro che la BRB di turno più prove gli mette a disposizione, più la squadra diventa competitiva, certamente. Se faccio un esempio molto banale, se balla bene anziché 2 prove ne fa 3, chiaro, è tutto detto, no, per dire. Però per me invece fare partita a quadrette la può vincere chiunque. infatti, certo. Però non è più campionato. Non è più, certamente. Nelle gare sono vulnerabili, devo dire che noi, ripeto, questo con modestia, nelle competizioni quadrette, coppie, abbiamo vinto, abbiamo perso contro la BRB, dimostrazione di campionati recenti a quadrette dove insomma abbiamo vinto noi, a coppia eravamo in semifinale, mentre invece il campionato che mette in campo 10-11 giocatori tutti di un certo livello sono imbattibili. Questo, la formula non mi dispiace tra l'altro. Non ti dispiace, quindi facessi un altro campionato del genere, non mi ti dispiace. piacerebbe, non vorresti ad esempio, perché molti trovano questa formula, io personalmente anche, sì. piuttosto lunga. Sì, effettivamente devo dire che... Però lascerei sempre il doppio turno, perché così Sì, almeno si gioca sì, di più ed è anche sì. più bello. Certo, Perché certo. un turno solo a me non piaceva proprio il campionato. Certo. Però mi piacerebbe ad esempio, non so, o iniziare con una staffetta o finire con la staffetta, fare un progressivo a metà e un tecnico solo a metà, togliere un tecnico, Togliere un, certo. in modo che si risparmia un quarto d'ora. Sì. Fare su, sì, certo, su puoi risparmiare qualcosa come tempi, come tempistica. E poi dopo spostando o la staffetta alla fine o all'inizio, come proponevano anche sul sito, praticamente si riusciva anche a dare respiro ai corridori. Ai corridori, certo, Erano certamente. 2 ore per riprendersi Certo. dopo la prima prova. Sì, effettivamente c'è questa possibilità di invertire un pochino queste, ci sarebbe, sì. Adesso questo diciamo un po', secondo me che è un pochino in via sperimentale, secondo me questo campionato, e poi si vedrà poi magari strada facendo. A me comunque non dispiace, i 24 punti insomma tutto sommato non mi dispiace come formula. C'è stato un po' di bagarre all'inizio su questo combinato a coppie, che è l'unica, mi pare, società che abbia mantenuto per 3 turni la stessa coppia. Forse siamo stati noi della Chiarese, tutti hanno cambiato, hanno mischiato un po' le carte, è stato un po' di bagarre. Perché C'è stato anche un po' di difficoltà nell'interpretazione di questa prova, che è difficile. Io l'avevo fatto negli allievi, il combinato a coppie, ma tanti anni fa, si parla di preistoria. Comunque mi piaceva più che il combinato individuale, perché nel combinato a coppie uno può sbagliare, non si può sentire di giocare magari quella voce, si dice al compagno per cortesia giocala tu. Giocala tu, ma certo, no? Sì, difatti è per bello per quello, sicuramente. È una prova dove... togliere una prova del combinato, toglierei piuttosto quella individuale che quella coppia. Certamente, una prova dove bisogna essere comunque completi. Tanto devi essere completo comunque, prima cosa. Però allora, almeno sei più intercambiabile, certo. non sei più oppresso intanto Jancic, come vedete dal punteggio, è già a 20 prima dei pallini. Grande campione, che ha avuto comunque anche lui, mi hanno detto, qualche momento di difficoltà, perché ai mondiali ha perso 2 finali e perdere 2 finali ai mondiali, lui che è già stato comunque campione del mondo, sono batoste difficili da assorbire. Comunque lui, dall'alto della sua classe, della sua esperienza, insomma, sta facendo veramente grandi cose, ma anzi per me è un fuoriclasse indiscusso assoluto. Ho già preso un'altra batosta da Cericola. Da Cericola, certo. Ha giocato molto bene Cericola, questa è la dimostrazione che i campi sono difficili tutti, quindi... Diciamo che nelle prove tradizionali Ferriera è molto attrezzata. Altro che. Sono un po' la quadretta che perdono un pochettino come... Certamente. Però la coppia, l'individuale... È chiaro che adesso loro si trovano un po' vantaggiati anche dalle corse, perché è un po', insomma, come... E attenzione che non c'hanno Barbero, perché se adesso non hanno Barbero, qualcosetta in più nella quadretta certo. l'acquisirebbero. Quindi... Sicuramente. Ottimo punteggio quello di Jancic, 23, un ottimo punteggio.
solo più il pallino da colpire. Adorno lo colpisce, anche se sembra più tappeto che colpito comunque. Sì. 15, partito male Marco. Vabbè, comunque siamo 6 pari, un incontro equilibrato. 6 pari, un incontro equilibrato, perché qui per renderlo più interessante naturalmente io parlo un pochino anche di parte, non dico che faccio il tifo per Ferriera, però insomma devo fare un pochino anche i nostri interessi. 28, complimenti. Complimenti a Jancic. E quindi per renderlo più interessante dovrebbe vincere un tiro di precisione Ferriera, poi Sì. considerando che la stata navetta è proibitiva, quindi un po' la pecca di Ferriera in tutte queste giornate, ma hanno detto che forse Certo. non ha vinto neanche uno. Certo. Ma già contro BRB erano 4 pari dopo primo sì, turno. sì. Poi dopo hanno vinto tutte e 4 le cose, Le prove, di BRB. sì. Se le vincevano due tecnici Sarebbero stati sarebbero pari, certo. Sì, perché mi pare abbiamo girato 2-2, se non ricordo male, contro la BRB là. Il Sì, primo turno di sì, tradizionale, 2-2, 2-2. quindi poi perdendo tutte le prove centrali, per forza. Chiaro. Vabbè, adesso non so chi fa. Meret, Meret non l'ho visto granché in forma nella partita precedente. una rete, poi dall'altra parte ci sarà Cereco. Ci sarà Cericola. Meret Cericola, sì. Bene. Ma sì, va, ti lasciamo andare. Bene, io ringrazio voi, vi faccio i complimenti per le vostre dirette. Speriamo sempre di trovare sponsor, ma noi qua È come difficile. sponsor in questo periodo. Questo è un pochino Adesso stiamo sperando più che altro nella federazione, che la settimana prossima si incontreranno e dovranno decidere appunto se affidare l'appalto alla RAI piuttosto che a noi. Ah, ho capito. Quindi se affideranno l'appalto alla RAI, a questo punto noi o troveremo sponsor o chiuderemo baracca. O dovreste Burattini. chiuderlo, certamente. Beh, Cioè non chiudere il sito, perché Sì, il sito continuerà, sì, sì. però le dirette, onestamente abbiamo ancora 4 dirette sempre per Ferriera, che è stato gentilissimo a volersi con loro per tutta la durata del campionato. è una bella iniziativa Bella comunque iniziativa da questa parte di Ferriera, Bricco, perché certo. credono tantissimo in noi, avvengono come oggi, ci davano suggerimenti sempre per migliorarci, Certo, tutto perché certo. sono professionisti. E quindi se ci daranno invece l'appalto alla RAI, allora a quel punto abbiamo anche proposto di fare i campionati italiani, abbiamo proposto di fare le gare nazionali, in più avremo forse l'ausilio anche di un'altra televisione regionale. Bene. Beh, così è chiaramente interessante. Quindi Beh, io vi seguo sempre. Spero che ci siano tanti appassionati che... Ma abbiamo tutti i giocatori che sono con noi. Al Sì. momento la federazione è un po' ostica. È un po' ostica, è un po' scettica su queste È cose. un po' ostica, Sì, ma sì, speriamo prima o poi di Di convincerli. convincere. Mettiamoli così. Certo, va bene. Io vi ringrazio, faccio ancora gli auguri per il futuro. Grazie mille. Grazie. Grazie anche a voi. Grazie. Magari ci rivediamo a Loano. Complimenti. Anche per qualche diretta. Speriamo, grazie. Grazie.
Parte intanto il secondo tiro tecnico dove abbiamo Cericola contro Meret. Cericola colpisce la prima boccia, un punto. Certo, si erano toppati. E sbaglia Cericola il pallino, sempre 1-1 nel tiro di precisione. Colpisce anche Loris Meret. Ritorniamo con il secondo tiro tradizionale Parte Cericola. per la Ferriera. Già detto, Sbaglia, tocca anche la boccia rossa. Sempre un punto. Riparte Loris Meret. Colpisce perfettamente Meret, 5 punti e si porta sull'8-1. Tiro tecnico che quest'anno la Ferriera, come abbiamo detto prima, non riesce a inquadrarne uno. Parte Cericola, tentava di prendere il pallino corto sul tappeto, mal tirato, quindi Loris Meret ha possibilità di fare punteggio pieno e portarsi sull'11-1. Sbaglia Meret, colpisce la boccia rossa. Inservienti Bertolusso porta le bocce al suo compagno di squadra cercando di incoraggiarlo un po'. C'è la boccia da bianca da colpire sulla sinistra. Con un ostacolo la boccia rossa, come sapete, che non è da colpire.
parte Cericola e la colpisce e si porta 8-5. Intanto Roby Favre ci aggiorna sul suo punteggio, sta perdendo 2-10 contro Masera, la Nitri Aosta. Anche la Nitri quest'anno sta tribolando un casino. Parte Loris Meret, fallisce. Parte Cericola cercando la concentrazione e colpisce e si porta avanti 9-8. Grande Luigi, è partito malissimo, adesso si sta tirando su. 9-8 per la Ferriera. Porterà almeno un tecnico a casa, sarebbe importante per la Ferriera per arrivare prima dell'ultimo turno sull'8 pari. - 9-8. Ora boccia da colpire con un ostacolo, il pallino rosso davanti ai 15 cm. Sarà una boccia da colpire da 3 punti, tirata con una boccia vuota che potrà garantirgli di saltare il pallino qualora battesse prima dell'ostacolo. Batte dopo l'ostacolo, però è storto e non colpisce la boccia bianca. Parte Loris e fallisce anche lui. Parte Cericola, bellissimo, 4 punti per lui che si porta 13 punti, 13-8. Colpisce anche Loris, si porta a 12, 13-12. Ultimi 3 bersagli. Vediamo gli arbitri che stanno mettendo a posto le bocce, hanno ripassato la riga col gesso qualora battesse sulla riga, diciamo. Parte Cericola, Cericola
storto sulla sinistra, non riesce a colpire la boccia bianca pulita. Maretta ora ha un'importante opportunità per passare in avanti a 2 tiri dalla fine. Colpisce ma scarognato, carambola sulla boccia rossa, quindi non porta a casa punti per la Pontese, quindi altro boccia bianca messa nella posizione inversa. Cericola che parte, partito, colpisce e si porta 15-12. 16-12, scusate. Ezio mi riprende giustamente. (16-12). Questa boccia non conterà esattamente a nulla perché sia col pendolo che no. (16-15) per Cericola. Se colpisce il pallino porta a casa questo importantissimi 2 punti per la sua squadra. Parte Cericola, no, storto, colpisce nettamente il tappeto, quindi rimane a 16. Vediamo ora se Loris Maretta riuscirà con una zampata vincente a portare a casa altri 2 punti per la sua squadra. Parte lunghissimo. Finalmente un tecnico vinto dalla Ferriera. Punteggio parziale 8-6 per la Ferriera. Se la può giocare adesso la Ferriera, è sull'8-6. Adesso un attimo per gli allestamenti dei campi per la prova della navetta. Tanto vediamo se da Alberto e da Daniele arrivano qualche aggiornamento. L'unico che si sta aggiornando un po' è la Ostana e basta. In Serie A niente. Serie A niente. Ancora la nostra nazionale sta vincendo era sull'8-3 un attimo fa, adesso sono sul 9-3. Perfetto. Speriamo in un'altra medaglia. Inoltre tra un po' ci sarà, alle 18 ci sarà Simone Mana nella navetta, nella finale. Quindi riuscirebbe, se vincesse questa medaglia d'oro, riuscirebbe a bissare quella vinta 2 settimane fa. 2 medaglie d'oro nel giro di 15 giorni nella coppia, sembra un bel risultato. Mentre l'altra settimana scherzavo con Simone Mana che poteva vincere con suo fratello nell'oro mondiale, che forse sarebbero stati gli unici fratelli penso di sì, a poter vincere, così è stato. E penso sia stato anche il primo under 18 a partecipare a un campionato senior e a vincere una medaglia. Bei record. Qua sarà la storia, davanti a sé 20 anni incredibili.
8-6 intanto per favore per Canova sulla Borgonese. 8-6. Intanto andrò a beverarmi un attimino. Intanto vado a cercare ancora qualche nuovo ospite che ci potrà raggiungere qui tra un po'. Tanto ci sono un periodo di riscaldamento per la navetta. Navetta che vedrà Castellino per quanto riguarda la Ferriera e Bornic per quanto riguarda la Pontese. Sono partiti i 3 minuti di riscaldamento per la navetta, come detto Castellino per la Ferriera, Bornic per la Pontese, quando il risultato parziale è di 8-6 per la Ferriera. Vediamo ancora i parziali degli altri campi, quelli che al momento abbiamo. Canova 8, Borgonese 6, Grafistudio Perosina 4-6. Mentre in Francia il duo Grattapaglia-Barbero in finale a coppie Under 23 è in vantaggio per 9-3. Un minuto e mezzo alla fine del riscaldamento. Il parziale incontro che sulla carta dovrebbe essere a favore di Bornic, campione del mondo della specialità. L'aggiornamento
che ci appare in video, Ferriera 8, Pontese 6, quando manca un turno delle prove alternative. Pronti per la navetta? No. Partiti. Parte Castellino, fallito. 1-0. 2. Bornic. 1 per Castellino. 3 Bornic. 2 Castellino. 4. Sempre 2. Bornic che è campione del mondo, ricordiamolo. 6. 7 Bornic. 7 su 7. 8. 9. 10. 7 Ferriera. 11. Intanto ho aggiornato un attimo il tabellino. 12 per Bornic. 9 per Castellino. 13. 14. 10. 15. 11. 16. Al momento infallibile Bornic. 13. 18 Bornic. 14. 19. 15 per Castellino. A 3 minuti 20. dalla fine. 21 Bornic. Mamma mia che media. 22. Castellino 18. 23. 100%. Fallisce Castellino 18. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 Bornic. Stiamo assistendo a una prova spettacolare di Borni, campione del mondo. 31. 100%. Sbagliata adesso la prima. La 31esima, la 32esima bocciata. Intanto Castellino 26, non è un brutto punteggio, però confronto con dei punteggi del genere Sbaglia la seconda Bornic. sembra che stia facendo malissimo, così non è. 33. 34. 28 per Loris.
25, 36 Bornic, 29, 30, 37, 38 Bornic, un minuto dalla fine, 38-31. sbaglia Bornic il primo quadro, 39, 33, 40, 34, 41 Bornic, 35, 42, 36, 43 Bornic, 37, 44, 45 Bornic, 46, a 38, 10 secondi alla fine. 40, 47, l'ultima bocciata, 48, complimenti, 48 bocce colpite su 51. Mamma mia. e il punteggio parziale è di 8 pari prima del turno finale tradizionale.